Una nuova iniziativa sui buoni lavoro, sui voucher che coinvolge i ragazzi anche degli istituti tecnici. È un aspetto per coprire, diciamo, lavoro occasionale e accessorio, come dice la stessa parola, e regolarizzare questo tipo di lavoro. Mi riferisco ai lavori che si fanno il sabato e la domenica presso le pizzerie o presso i supermercati, lavori di volantinaggio o lavori di babysitter, quindi in questo modo, acquistando il buono presso le tabaccherie abilitate, quindi con un circuito che stiamo dicendo ai ragazzi, si ha la possibilità di avere la copertura previdenziale e assicurativa riscuotendo il netto secondo le ore che vengono prestate. Quindi i buoni hanno taglio diverso, da 10 euro multipli di 10, 50, si può arrivare anche secondo il circuito anche a 500 euro e si possono avere diversi buoni per singoli commettenti. Quindi un giovane, uno studente, un menzionato che svolge un'attività presso, diciamo, una pizzeria, un ristorante, un ipermercato, un centro commerciale e poi durante la settimana o l'altra settimana ha altro commettente, fa altri lavori, quindi ha la possibilità di aver coperta questa prestazione di lavoro sia dal punto di vista previdenziale che assicurativo, perché può capitare anche un infortunio sul lavoro e quindi una parte di questo buono va a coprire anche l'aspetto assicurativo oltre che previdenziale. I voucher naturalmente assumono una doppia valenza, non solo un momento di informazione per i ragazzi, ma allo stesso tempo un'opportunità lavorativa nonostante vadano ancora a scuola. Sì, infatti questi incontri si inseriscono nell'ambito di successive manifestazioni che verranno organizzate dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Agrigento proprio perché venga superato quello che è il binomio tra studiare oggi, lavorare domani. Per molti ragazzi infatti il lavoro viene considerato come qualcosa di oltre, al di fuori di loro stessi, invece con incontri come questo insieme ad altri enti istituzionali come nel caso di questa giornata l'INPS ed Italia Lavoro, si intende da un lato portare a conoscenza dei ragazzi la possibilità di poter inserirsi nel mondo del lavoro con strumenti più semplici, più agili e che comportano soltanto una breve comunicazione all'INPS e nello stesso tempo però, poiché soprattutto è finalizzato l'incontro di oggi agli istituti tecnici, cioè di coloro che nel futuro saranno ragionieri, commercialisti, impiegati di aziende pubbliche e private, dare loro la possibilità di poter conoscere uno strumento da impiegare nell'attività lavorativa futura.